Mestre, furto in una tabaccheria di via Circonvallazione. Gli agenti delle volanti si sono messi alla ricerca dei ladri e in poco tempo li hanno avvistati al Parco Querini. Si tratta di un 46enne e un 42enne georgiani più un 40enne lituano che sono stati portati in questura. Il lituano aveva nascosto all'interno degli slip un martelletto frangivetro e possedeva documenti risultati rubati di cui non sapeva giustificare la provenienza. Nello zaino invece c'era una chiave idonea ad aprire la tabaccheria. È stato denunciato per furto aggravato, ricettazione e porto di chiavi alterati. Denunciato anche il 46enne. Si prende una denuncia anche il terzo perché inottemperante all'ordine del questore di lasciare il territorio. Marghera. Non mi resta che presentare denuncia e dimenticare questa brutta esperienza. A parlare è una ragazza di origine siciliana derubata all'interno di uno dei negozi della Nave de Vero. Non è la prima volta che succede un episodio simile, probabilmente perché sanno, dice la ragazza, che il negozio è sprovvisto di telecamere di sorveglianza. Ho dovuto bloccare le carte di credito e ora dovrò rifarmi i documenti. Ma magari, conclude, se tutti i negozi del centro avessero le telecamere, i ladri avrebbero vita più dura. Murano. I 4 lavoratori di Venini licenziati vanno reintegrati. Lo sostengono i sindacalisti che hanno incontrato i rappresentanti di Damiani, la società che ha acquisito Venini. Hanno sottolineato la necessità di un confronto costante fra i soggetti in gioco. Da parte sua Damiani ha parlato dell'urgenza di una ripresa delle vendite, descrivendo gli step di un percorso con l'obiettivo di portare l'azienda a riaggredire i mercati a livello nazionale grazie alla formazione di ruoli specifici. Il prossimo incontro si svolgerà il 19 aprile.